In questo senso, pensi che lo streaming possa essere una via o è solo una ruota di scorta per adesso? No, io penso che è solo una ruota di scorta, la gente ce n'ha piene le tasche di Zoom, dei compleanni Zoom, delle celebrazioni Zoom, non se ne può più e quindi io credo, e anzi sono straconvinto che appena noi saremo in grado di riassociarci, di riscambiare le nostre emozioni, di riscambiare i nostri sentimenti e di ritrovarci in una sala cinematografica, in una sala di concerto, la gente sarà il triplo di quella che era prima. Triplo di quella che era prima, perché quello che ci manca oggi, al di là della bellezza di questa conversazione che stiamo facendo, ma che potevamo fare anche 3 anni fa, no? Capito? Io stessi in Italia probabilmente saremmo tutti quanti in una stanza, una tavola rotonda e una camera che ci riprende tutti e tre, noi dal vivo che sentiamo meglio i nostri umori, giusto? Però al di là della bellezza di questo strumento che ci consente di... Ma quello che ci manca oggi è la condivisione. È la condivisione. Ma tu vuoi mettere cosa ti dà un film visto in una sala cinematografica con delle teste, con dei primi piani che sono alti 6 metri e con dei deserti che tu vedi fino alla fine e con la gente che piange e che ride quando tu piangi e quando tu ridi, o il fatto che tu vedi la televisione, intanto senti il rumore della cucina, poi arriva una telefonata, ma per quanto grande possa essere il proiettore che c'hai dentro casa, se non costringi tutti, ma tutti a stare in silenzio, a chiudere i telefoni, a vedere una cosa come andrebbe vista. Io giusto in solitudine mi godo delle però in solitudine non c'ho la condivisione. Quando io faccio parte della Academy, no? Faccio parte del comitato che guarda i film internazionali, si chiamano, no? E quindi noi ci trovavamo con tutte queste persone, sempre le stesse, quelli che facevano parte dei comitati, alle proiezioni a vedere. Allora non solo tu vedi il film, ma dopo ti scambi le opinioni, e scambiare le opinioni su un film è come scambiare le opinioni su un libro, su una musica, vuol dire scambiare dei sentimenti, scambiare materia umana, perché se a te ti ha colpito quel personaggio, ti ha colpito per un certo motivo e lo stai trasmettendo a un altro e gli stai dicendo perché ti ha colpito, perché ti ha emozionato, perché ti ha fatto sentire vivo, perché ti ha fatto sentire povero, perché ti ha fatto sentire ricco. A che cosa serve tutta sta roba, tutta sta narrazione, tutto Omero che cantava l'Ilia dell'Odissea, ma il raccontare storie è nato con la nascita del mondo, è nato perché io ho vissuto una cosa che tu non hai vissuto, te la racconto, ti faccio partecipe della mia esperienza, e per quanto te la posso raccontare, allora la musica ti racconta addirittura i miei sentimenti durante quell'esperienza lì, di cosa io ho provato, io ti posso raccontare una cosa con le parole, ma non ti posso far sentire la stessa tristezza, con la musica ti posso far sentire la stessa tristezza o qualcosa di molto simile, capito? Cioè perché tutta sta roba esiste fin dalla notte dei tempi? Adesso noi non ce la stiamo più comunicando tutta sta roba qua, siamo orfani. E quindi quando riapparirà il grande schermo, quando riappariranno le orchestre sul podio, i musicisti dal vivo e le cose, ma noi saremo a migliaia lì, molti più di prima, e molto più convinti di prima e molto più coscienti del privilegio che abbiamo di stare lì a vedere quel film, a sentire quella musica, a vedere quell'opera di teatro, capisci? Quindi... mi ricordo ultimamente un nostro amico violinista, Pierluigi Pietronini, ha detto una cosa bellissima, dice lui rimpiange anche i colpi di tosse del pubblico, i famosi colpi. Chiunque è stato su un palcoscenico sa benissimo che, per esempio, io ho fatto, tu citavi il Canzoniere del Lazio, no? Allora, quante tournée abbiamo fatto noi? Fino in Africa siamo andati. Ma tu sai benissimo che ogni concerto, quello stesso pezzo, una sera o la sera dopo, è completamente diverso, perché la percezione della gente è diversa e quello che ti rimbalza a te è diverso. Come si può raccontare una cosa del genere? Non si può raccontare, o la fai
capisci, non si può raccontare, però quella è una roba vera ed è una roba che va a finire dritto all'anima, che è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, e l'anima sono gli altri, perché gli altri siamo noi. Io sono l'altro per te, tu sei l'altro per me, quindi so io e gli altri, so io e gli altri. Quindi questa è un po' la faccenda, capito? Quindi io sono convinto che tutta sta roba, no, perché adesso la gente sa viva, perché i ragazzi guardano il telefonino, aspetta un attimo. No, i ragazzi si sono stancati totalmente, con la scuola a distanza ne hanno veramente le scatole piene proprio. Senti Carlo, ti volevo fare una domanda, perché visto che stiamo parlando di emozionalità, di ritorno a un'emozionalità che sia visiva che sonora, io ci tengo a parlare anche in conclusione di questa bellissima nostra intervista, che è ricca di contenuto e di argomenti che possono prendere diverse strade, come dicevo a Marco oggi quando dicevo guarda, dobbiamo parlare con Carlo di questi due suoi lavori. Uno è extra cinematografico e uno è uno dei più grandi capolavori che ha scritto nella sua carriera. Carlo è diventato il primo grande film epico colossale della storia del Kazakistan, che è Nomad, per l'appunto, di cui faccio vedere ovviamente il CD, e tra l'altro nominato al Golden Globe. E poi prima parliamo di Nomad e di questo documentario che si chiama The Wolf on a Drum, giusto? E poi di questo tuo lavoro straordinario, di questa defunta etichetta, la Cinefonia Records di francese, che era O Patrone do Cane, che oggi ho riascoltato. Questo c'è anche RT, c'è anche DDD e c'è anche La La Land in America. Ah, ok, perfetto, visto. Quindi l'hanno resuscitato, meno male, perché sennò era un peccato che visto che era defunta l'etichetta. Allora, dimmi tu da cosa vuoi iniziare, soprattutto anche poi Marco ti voleva fare delle domande a proposito anche del tuo lavoro sul documentario gliene voglio fare di domande. Su quello del Kazakistan? Sì, The Wolf on the Drum, quello lì. Sì. No, dunque, la cosa più bella che può succedere a un compositore è di trovare un progetto all'interno del quale tu puoi essere pienamente te stesso. E la cosa più bella che può succedere a un compositore, la cosa più, diciamo, più incoraggiante per un compositore è ricevere un premio o per essere riconosciuto, insomma, in quella veste. Cioè, io, come ricordavate prima, ho cominciato ricercando per il nuovo canzoniere italiano la musica in giro per i paesi, riproducendola col canzoniere del Lazio, e quindi questa cosa di avere dimestichezza e di considerare la musica popolare e la musica tradizionale dei popoli allo stesso livello di qualunque altra musica, di non vedere nessuna musica di serie A né musica di serie B, ma vedere soltanto una diversità di ricchezza e di contenuti in una così come nell'altra. Io mi sono trovato a un certo punto a Los Angeles, che avevo, ti racconto un altro aneddoto, che avevo cambiato agenzia da poco, ero ancora nella fase in cui facevo avanti e indietro, c'avevo questa nuova agenzia, e allora arrivo a Parigi da Roma, allora si faceva Roma-Parigi, Parigi-Los Angeles, perdo il volo Parigi-Los Angeles, porca miseria, vengo salvato da un mio amico tunisino di Parigi che mi ha portato in giro tutta la notte, così arrivo a Los Angeles ancora più forte di prima, carico di questa amicizia, di questo calore che ho vissuto quella notte a Parigi, e vado all'appuntamento con la nuova agenzia. Mi presento con la macchina più scamuffa che posso affittare, perché non volevo spendere tutti quei soldi che ero abituato a spendere affittando macchine, quindi prendo una macchina che sembrava un bidet, una cosa bianca piccolissima, arrivo davanti al ristorante dove c'era dove tutta la mia nuova agenzia era parata lì, vado da quello all'ingresso del ristorante, mi fa i fornitori devono entrare la pagina della macchina e il lusso del ristorante. Io dico guarda, queste sono le chiavi, parcheggia la mia macchina e shut up, capito?
Entro dentro e trovo tutti questi tre della nuova agenzia parati lì che mi dicono: guarda, noi adesso abbiamo previsto per te tutti incontri con questo, quell'altro, la settimana, girerai con Katy, lei ti porta da tutte le parti. Dice: però c'è un film che veramente è un film proprio per te, per te, per te. E questo si chiama Nomad. Io non capisco, penso nomad, cioè non mad, penso non matto. Allora dico: vabbè, grazie, benissimo. E comincio questa serie di incontri, e questa serie di incontri sono incontri molto formali che quelli dei dipartimenti della musica degli studio fanno per gentilezza nei confronti degli agenti. Cioè arrivi lì: oh, you Italian, yeah, what's your favorite restaurant, Italian restaurant in town? E mi dai dei consigli, qual è? Io ho i miei parenti, tutta roba così che non te ne frega. Una mattina, un venerdì sera, mi arriva una telefonata della segretaria dell'agenzia e dice: guarda, tu hai un meeting domani sabato alle 9:30, lo vuoi prendere perché sabato magari non ti va di avere meeting durante la... Dico: ma stai scherzando, io sono venuto da lì alle 6 di mattina, andiamo. Allora, e lei dice: bene, allora mi dà l'indirizzo e tutto quanto. Io, come al solito, per paura di arrivare tardi, arrivo mezz'ora prima, perché all'epoca non c'erano i navigatori, non c'era questa roba, c'era una mappa, le cartine, ma che dovevi girare così, oppure il computer te la stampavi, il percorso, arrivavi, però non sapevi quanto più o meno. Ok, allora arrivo lì, aspetto fuori, e a un certo punto arriva Ram Bergman, che era il produttore americano, e dice: senti, mentre aspettiamo gli altri, vuoi dare un'occhiata al trailer che abbiamo messo in piedi di questo film? Io dico: boh, sì, certo. E dico: allora non è un altro incontro bullshit di questi del ristorante italiano e delle cose, qui si tratta di una cosa vera. Allora entriamo dentro, lui apre sto computer e mi fa vedere il trailer, e io là proprio già ho strippato. Era bellissimo, cioè non avevo mai visto quei costumi, quei panorami, quelle robe lì, capito? Non l'avevo mai visto in vita mia, non sapevo niente dell'Asia centrale. E niente, praticamente facciamo questo meeting, tutto quanto. Loro mi dicono che ci sono 52 compositori che loro stanno valutando, che hanno 52 meeting, una cosa del genere. Io torno a casa e scrivo il tema. Io scrivo un tema, mi viene in mente un tema da quel trailer, che tra l'altro c'aveva la musica di Gladiator, c'aveva la musica del gladiatore sotto, come sempre, non era la cosa più scontata, quindi per fortuna era tanto scontata che non la senti, vedi un'altra cosa, e scrivo un tema così. Non sento più nessuno, l'agenzia non sento. 2 settimane dopo mi dicono: senti, vuoi venire a vedere un montaggio provvisorio? Dico: urca, come no? E vado a vedere il montaggio provvisorio, e lì ancora di più, capito? Arrivo a casa e scrivo l'orchestrazione del tema, ma non mi avevano scritto ancora. E visto che non avevo il coraggio di scrivere Nomad sopra, perché non ero stato assunto, allora scrivo N e faccio tutta questa orchestrazione N del tema principale. Insomma, alla fine, un giorno, la coincidenza voleva che il mega produttore, che era un azerbaigiano, Rustam Ibragimbekov, stava nella piscina dello stesso posto dove vivevo io. Allora, perché tutti quanti i russi, i kazaki che erano venuti, vivevano nello stesso complesso per pura coincidenza, dove stavo io. Allora vedo Rustam Ibragimbekov della piscina e faccio: Rustam, sono appena andato a vedere il film, è meraviglioso, non ci siamo visti dopo che ho visto il film, ma e lui mi fa: e tu sei il compositore? Dico: come io sono il compositore? A me non me l'ha detto nessuno che io sono il compositore. No, tu sei il compositore, io sono il principale produttore di questo film, sei stato scelto tu sei il compositore. Io tornavo da una drogheria, convenience store, e c'avevo un sacchetto
con 4 rotoli di carta igienica perché stavo in mano. E lui dice, e lui, questo uomone grasso che aveva un grande asciugamano che lo copriva, no? Dice, anzi, andiamo un attimo a casa mia perché ti do un sacco di CD di musica kazaka, così tu puoi sentire. Io, capirai, piglio sti CD subito, vado a casa mia, chiamo immediatamente gli agenti, dico, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, cioè il film è nostro, che bello, tutti contenti loro, eccetera eccetera. Mentre sto parlando con loro, toc toc, la porta vado a aprire, c'è Rustam Ibragimov, film mega produttore, quello che ha prodotto tutti e ha scritto tutti i film di Mikhalkov, per dire, no? Voci Ciorni e tutte le robe. Allora lì con la carta igienica mia in mano avevo dimenticato del tuo appartamento, capito? E allora lì nuovo meeting con tutti loro più il regista, e io dico, visto che stavo usando, dico, ragazzi, questo è un film che ha una cultura, allora io voglio andare in Kazakistan e studiare gli strumenti kazaki. Questi avevano i soldi, li avevano, e mi ricordo, non mi scorderò mai, che io, che ero l'ultimo arrivato, il giorno prima di partire, mi chiama Ram Berman, il produttore americano, vado al suo ufficio e lui mi dice, guarda, adesso il responsabile della musica di questo film sei tu e solo tu. Una volta che arrivi in Kazakistan avrai gente che ti spinge altre persone, che vogliono mettere in mezzo cose. C'è una corruzione molto alta, molto forte nei reparti, perché era coprodotto dalla Kazakh Film, che era la cosa governativa, praticamente. Dice, quindi devi stare in campana. Io mi sono sentito ancora più responsabilizzato a quel punto, perché addirittura non solo sono l'ultimo arrivato nel film, ma addirittura mi dici pure di dire dei no, se mi sento di dire dei no, insomma. E sono andato lì, c'avevo questa persona fantastica che adesso vive a Los Angeles, Zarina Marmikulova, che era una ragazza molto giovane, e un grande produttore russo che stava lì, Pavel Duvitson, e Pavel e Zarina mi avevano organizzato tutti questi incontri con i musicisti, per cui io sono andato da una parte all'altra a capire come scrivere per loro le estensioni. Guarda, siccome sto lavorando a un progetto kazako, guarda, vedi? Qui ci stanno gli appunti che ho preso allora durante quelle cose, dove c'è il Dombra, l'estensione del Dombra. Infatti, è quello che ho visto nel documentario. Si scrive un'ottava sopra. Questo tipo di domande volevo fare, cioè, nel senso, quando uno poi va direttamente sul posto a conoscere non solo i musicisti ma anche gli strumenti del posto, tu parlavi delle Dombra, ma a me viene in mente anche il canto armonico, tutte cose che non è che un compositore, come si suol dire, nasce imparato, che sa quelle cose che hanno una tradizione poi peraltro pazzesca alle spalle. Ecco, come ci si avvicina a questo tipo di lavoro? Quella è la grande differenza, vedi? Di venire dalla cultura popolare e dal canzoniere dell'arte, e di essere abituato a fare questo, quindi di sapere come relazionarti con le cose. Ma la prima cosa che tu di cui non devi essere provvisto è il pregiudizio. Il fatto, allora, il termine che io più detesto in tutta la storia di tutte le nostre storie è musica etnica, perché tu mi devi dire perché noi chiamiamo musica etnica la musica indiana, che è la musica classica di quel paese e di quella zona lì. È come se gli indiani dicessero che Beethoven è musica etnica, perché è il nostro codice. Allora non c'è musica scritta, non c'è musica orale, non c'è musica ragioneria, estimo e niente di tutto questo. C'è la musica, e la musica è quella che si sente, è quella che sta nell'aria. Poi la scrittura della musica è un codice per scrivere la musica, perché un altro possa eseguire quello che ha sentito nell'aria, o che tu hai sentito nell'aria, o che tu vuoi che si senta nell'aria. Ma quella è un'altra roba, quella è la tecnica della codificazione della musica. Ma la musica è una roba che sta qui e non sappiamo chi ce la manda, hai capito? Se quelle sere che tu sei
un credente, pensi che te la mandi qualcuno, perché da qualche parte viene. Da dove viene la musica? La pittura, la scultura, il teatro usa le parole, la scultura le forme, la pittura i colori e le forme, ma tutta roba che esiste in natura. La musica non c'è in natura. Che mi dici il canto degli uccelli? Ma per carità di Dio, mica ci sono le triadi nel canto degli uccelli, mica ci sono gli accordi di settima maggiore e di settima minore, mica non c'è sta roba qua. Lo puoi sentire tu eventualmente. Una volta un grande pianista mi portò in un gabinetto della Rai di Torino e mi disse: senti, c'è un accordo di settima maggiore, perché tra un tubo, un cesto, si formava un accordo di settima maggiore. Hai capito? Cioè, questo, ma non c'è in natura. Allora tutta sta roba qui come fai? Intanto ti avvicini alla diversità con curiosità, non con paura. I fascisti si avvicinano alla diversità con paura. I fascisti vedono una persona con un problema mentale e ne hanno paura. I fascisti fanno questo. Le persone per bene riconoscono la diversità e poi dicono: azzo, questa è una roba diversa, fammi capire come sta messa sta roba qui. Come ci si regola, capito? È una roba diversa. Prima di tutto devi imparare, prima di tutto ti metti là e ascolti. Non voglio stare in cattedra con nessuno, sono andato troppo oltre già così. Però che fai tu? Intanto capisci lo strumento che non lo conoscevi. Tanto per dire una cosa, voi ditemi un qualunque strumento in un'orchestra sinfonica che abbia la forza e la spinta di una zampogna. Per esempio, non esiste nella musica sinfonica e non c'è. Addirittura nel Casella Mortari, il famoso trattato di strumentazione su cui hanno studiato tutti quanti, di una certa di generazioni precedenti alla mia e anche della mia generazione, il Casella Mortari, che faceva questa grande concessione di mettere la fisarmonica dentro il trattato di strumentazione. Diceva: la fisarmonica è uno strumento noto per la bruttezza del suono. Questa era la definizione della fisarmonica nel Casella Mortari. Capisci bene? Allora invece il trattato di strumentazione oggi è un trattato che vicino all'oboe c'ha oscillatore, perché tu puoi fare la musica con un oscillatore elettronico, oppure in ordine alfabetico, oppure che c'ha i fiati, i flauti andini, o che c'ha il kobis kazako o il dombra kazako. Insomma, ogni strumento ha una sua particolarità, una sua voce e può dire delle cose che un altro strumento non può dire. Come lui non può dire cose che può dire un altro strumento, giusto? Perché si muove in un certo ambito espressivo. Quindi tu devi imparare come fare e imparare a scrivere, capire esattamente come le altre cose. Devi capire qual è l'estensione, quali sono le cose impossibili, quali sono, nel caso di strumenti che abbiano più di una corda, che non siano monodici, quali sono le combinazioni armoniche possibili e tutte queste robe qua. Quindi bisogna studiare e allora poi ti puoi avvicinare, ma soprattutto bisogna avere rispetto e soprattutto come tu fai con un esecutore di tipo classico, tu scrivi un assolo di violino a un grande esecutore, dopodiché gli dici: maestro, adesso io ho scritto le note, mo è tuo, fallo tuo, certo, capito? Certo. Perché tu vuoi che quello aggiunga delle cose alla tua scrittura, non vuoi che faccia pedissequamente quello che tu hai scritto. No, però poi fammelo un po', capito? No, quello fa se stesso. Un regista chiama De Niro, gli dice: mi devi fare questo personaggio, Toro Scatenato, però De Niro deve diventare Toro Scatenato, non è che quello gli dice: Toro Scatenato, fammelo così, che mette la mano così, che mette la cosa, no, quello lo fa suo e così tu fai specialmente con i suonatori di un popolo, di un paese e di uno strumento che tu non conosci così bene come lo conoscono loro. Quindi tu scrivi quelle cose e poi gli dici: a sto punto è tuo, metti tutti gli abbellimenti che vuoi. La cosa più bella che può capitare quando stai dirigendo l'orchestra, anche un'orchestra assolutamente classica, è quando una sezione dell'orchestra, uno strumentista, una prima parte ti dice: maestro, perché non mettiamo un'acciaccatura qua? Capito? Ci sarebbe bene. Tu dici: oh, wow, questi hanno fatto la musica proprio, capito? È un privilegio, no? Tu immagini una cosa e poi la senti.
capisci? È un grande privilegio. Mi sembra di capire apertura e rispetto, queste sono le parole chiave. Studio. Beh, certo, studio. Apertura, studio e rispetto. Questi sono i tre elementi fondamentali. Non paura, non devi avere preconcetti, non devi essere uno scemo, non devi essere uno che ha i pregiudizi perché tu hai studiato al conservatorio e quello stai in un paese del terzo mondo, ma manco per niente. E io sono stato veramente una persona fortunata in questo, perché il mio maestro di composizione, Daniele Paris, era una persona così. E io quando sono tornato dalla tournée col canzoniere del Lazio in Africa e stavo studiando ancora con Paris, va bene? Sono rientrato al conservatorio dopo quasi un anno d'assenza, insomma, perché io ero finito poi a insegnare musica a Mogadiscio. Allora, e a Mogadiscio loro avevano bisogno di insegnanti di lingua italiana, perché erano stati una colonia italiana e parlavano tutti italiano, avevano solo insegnanti i nordcoreani che facevano lezioni così, capito? E non ci capivano. Quindi mi avevano chiesto a me, porta gli insegnanti qui a insegnare anche tutti gli altri strumenti, così, eccetera, eccetera. E io arrivai al conservatorio di Frosinone, c'è sul mio libro questo. E sono arrivato al conservatorio il lunedì che c'era l'orchestra, il maestro stava di spalle, io entro, tu mi siedo da una parte, c'avevo una paura che questo mi dicesse, oh, ma che fine hai fatto? Cerca Natten. Lui parlava ciociaro, mi diceva proprio, capito? Gli dicevo un sacco di parolacce. E quindi io entro timidissimo, il maestro a un certo punto si interrompe la prova, non so cosa, si gira, mi vede, scende direttamente dal podio, viene da me. Oh, ma dove sei stato tutto sto tempo? E lo faccio, ma è perché noi lo chiamavamo, io non sono mai stato capace di dargli del tuo al maestro, però dicevo, ma è come faceva lui in Ciociaro, no? Facevo, a me in Africa, dice, e portameci pure a me in Africa. Il pomeriggio stavamo già nel suo studio a dire, lui faceva, dice, guarda, quelli che possono viaggiare, che secondo me hanno una testa un po' così, questo e questo, avevamo già fatto tutto l'elenco dei professori del Conservatorio di Frosinone da coinvolgere l'estate successiva e andare a fare 2 mesi di insegnamento di musica. Invece scoppiò purtroppo la guerra dell'Ogaden, che ha coinvolto e ha massacrato la Somalia, eccetera, eccetera, per cui il progetto andò a male femmine. Però, capito? È stata una cosa, il mio maestro era così. Io anche quando ho studiato la musica con la M maiuscola, nobile, eccetera, eccetera, l'ho studiata con una persona con un'apertura di capoccia che non finiva più. Che mi sembra di capire che questo documentario di cui parlavamo prima all'inizio, The Wolf on the Drum, nasce proprio dall'esperienza della lavorazione del film Nomad. Sì, nasce dal fatto che quella cultura che a me era ignota completamente, ed era ignota in generale nel mondo occidentale. E tutti i musicisti che io avevo incontrato, molti musicisti che avevo incontrato, mi dicevano, col fatto che io abitavo a Los Angeles, Hollywood, capito? Mi dicevano, per favore, fai capire da quell'altra parte che esiste una grande cultura in Kazakistan. E loro stavano in un momento che si chiamava di nazionalismo, che a me mi intervistavano, dicevano, che ne pensi del nazionalismo? Io dicevo, il nazionalismo fa schifo, o abbazzo i nazionalisti. Invece, però per fortuna qualcuno mi avvertì che lì aveva un valore diverso la parola nazionalismo, cioè che il nazionalismo voleva dire la riappropriazione della cultura, perché durante gli anni dell'Unione Sovietica e della dominazione quindi della Russia culturale, loro non potevano nemmeno parlare kazako. E quelli che parlavano kazako, il film Nomad è girato in kazako, è parlato in kazako, però addirittura in Kazakistan, quando è stato presentato, aveva i sottotitoli in russo, perché molti kazaki non parlano più il kazako. È stato solo conservato in piccoli villaggi che non erano sotto il controllo dell'armata russa e quindi non potevano controllare. E lo stesso è avvenuto con tutto il resto, con la musica, con la cultura, con la letteratura, capito?
E quindi questo processo che si chiamava nazionalismo veniva appunto, e Nomad è stato credo finanziato in quell'ambito lì, cioè il fatto di raccontare la fondazione della nazione del Kazakistan avvenuta nel 1710 per opera del primo Ablai Khan, che era Mansur, e questo era parte di questo processo di riappropriazione della cultura. E parlaci un po' di questo documentario, di questo progetto, perché mi sembra... Perché un mio carissimo amico, Nello Correale, che è un bravissimo regista e un grande documentarista, quando loro mi hanno chiesto di far conoscere la musica di là, sono andato a parlare con Nello. Nello ha detto: io la voglio documentare questa cosa qua. Siamo andati a parlare con Ugo Adilardi, che era il capo di una produzione italiana, si chiamava Paneicon. Li ho messi in contatto con Kazakh Film, è uscito fuori un deal, proprio un contratto, queste cose qui, e l'abbiamo fatto, insomma. Questa è la cosa, e io l'ho fatto proprio per restituire, per far vedere che bellezza era questa musica, insomma. Adesso pensa che sono impegnato proprio in un lavoro che sono 8 documentari sul Kazakistan, e più un film che è ricavato dagli 8 documentari, e che è anche prodotta da Oliver Stone, che è anche l'intervistatore di questi documentari. È una lunghissima intervista all'ex presidente, che è una sorta di padre della patria in Kazakistan, che si chiama Nazarbayev, ed è questa lunga intervista che fa Oliver a lui sulla geopolitica di quell'area, ma non solo su quello, anche sulla cultura, sulle abitudini, sulla storia, sul passato nell'Unione Sovietica. Queste già tutte cose che ho già scritto, siamo già in processo, insomma, di scrivere, e andremo in Kazakistan a registrarla, insomma. Perché quella che c'è nel documentario, di cui ho visto i 15 minuti che mi avevi detto, quella sono stralci cioè estratti della colonna sonora, comunque, che poi è finita definitivamente su Nomad. C'è solo il pezzo Nomad, poi c'è un pezzo, ci sono 2 pezzi nel documentario, ci sono 2 pezzi di improvvisazione in cui mi sono buttato anch'io in mezzo, e il resto è musica kazaka, che io quando ho fatto Nomad non è che ho fatto una vetrina della musica kazaka. Questo è anche il motivo per cui ho voluto fare il documentario dopo. Io ho usato quello che mi serviva a me per la colonna sonora. Io sono entrato in contatto con una tale ricchezza di strumenti, di voci, di possibilità e di cose che poi, insomma, ho detto: questi, insomma, non li lasciamo indietro. Quello che abbiamo visto, che ci hai fatto vedere, è veramente affascinante, lo dico, affascinante. Io spero che venga distribuito, realizzato e distribuito quanto prima. Mi ricorda in qualche modo il film di Yo-Yo Ma, i musicisti della Via della Seta. Non parlo come progetto in sé, apre la possibilità di vedere proprio una serie di musicisti che... Ma questo è dovuto appunto al pregiudizio e all'ignoranza che la cultura occidentale ha nei confronti delle altre culture. Cioè ha un atteggiamento di cultura dominante, è una cultura dominante. La bellezza di questi anni è che c'è stato un grande interscambio dei popoli, dei grandi movimenti migratori di popoli, che speriamo non si fermino mai, perché più ci mischiamo, più mettiamo le basi per una pace duratura, capito? I ragazzi che conoscono sulla rete altri ragazzi in altre parti del mondo, ma mica si chiedono quello come c'ha gli occhi, la pelle o le cose, diventano amici a distanza senza sapere questo. Quando si incontrano poi magari uno è di un colore, uno è di un altro, ma che cioè, abbiamo il privilegio di questa globalità e di questo scambio grande di culture, insomma. E questo, adesso ritorno ai tuoi Blues Brothers, perché ti voglio dire, in questo senso vi ho spiegato che io penso che tutto il male venga da questo trionfo dei soldi su tutto il resto. Io penso che la gente
tipo me, tipo tutti quelli che vengono da culture diverse, per esempio qui in America, siamo tutti in missione per conto di Dio, come i Blues Brothers, che erano in missione nel nome di Dio, perché dovevano trovare i $5.000 per la pinguina, che era la monaca, che doveva pagare il mortgage dell'orfanatrofio, se no la cacciavano. Noi possiamo portare questo in questa cultura globale, in questo melting pot, possiamo portare l'umanesimo delle nostre culture millenarie, delle nostre culture anziane. Quindi noi nel mondo moderno quello che possiamo portare è questo, e non ci dobbiamo scordare di portare questo. Io ho una serie di giovani compositori che mi telefonano, che mi chiedono come ho fatto io a mio tempo, no? A suo tempo io telefonai a Piero Umiliani, quello è stato 1 ora e mezza al telefono con me, mi ha aperto 3 porte su tutto praticamente, poi diventammo amici dopo. Quindi io ho dei debiti non nei confronti dei giovani, però ogni tanto arriva qualcuno che qui pensa che fare la musica per il cinema voglia dire i corni, il loop e i tamburoni di Hans Zimmer, cioè che quella sia, che la musica per il cinema sia un genere. Come diceva Ennio Morricone, non si chiama musica del cinema, è musica per il cinema, è musica scritta dai compositori per il cinema, è un'altra cosa, capito? Quindi noi siamo in missione per conto di Dio, perché a chi pensa in quel modo li dobbiamo dire: no, guarda dentro te stesso, capisci qual è la tua voce e porta quel poco o quel tanto che puoi portare, ma porta la tua differenza, non portare la tua omologazione. Capito? Questo è bellissimo come insegnamento, essere quasi testimoni dell'umanesimo che c'è da cui proveniamo, è veramente, sì, veramente un bellissimo messaggio proprio per chi cerca un senso nel lavoro di musicista o di artista. Nel lavoro dell'arte in generale. Esatto, ma questo ti dà a te, Massimo, mi dà l'appiglio per l'ultima domanda a Carlo. Qual è per te, Carlo, la movie song, la canzone per il cinema della tua vita, non scritta da te, appartenendo a un film che ha segnato un po' il tuo immaginario di cinefilo e anche di amante della musica? Guarda, però a me viene in mente Moon River. È la più gettonata, questa cosa è incredibile. Non è incredibile, perché Henry Mancini quella roba l'ha scritta indipendentemente dal film. Sì. E la Hepburn anche la voleva cantare, peraltro. Grazie, Carlo. Con un aneddoto piccolo che mi riguarda. Vai, figurati, come no. Allora, io non scrivo mai, non ho mai scritto la musica sulla base della sceneggiatura. Ho sempre aspettato le immagini. Una volta ho sgarrato, ed era una sceneggiatura di un film bellissimo di Ricky Tognazzi che si chiama Il padre e lo straniero, in cui questi 2 padri che hanno 2 bambini che soffrono di problemi psicomotori, sono 2 padri, uno è italiano che ha un rapporto molto conflittuale con questa situazione, non ci vive bene, e l'altro è un siriano che invece chiama suo figlio luce dei miei occhi, Nur Enai. Pensa che un giorno costruirà una casa per Nur Enai e insegna praticamente all'italiano a rapportarsi con questa situazione, al punto di quasi rapirlo, se lo porta in Siria e gli dice: questo è il posto dove costruirò la casa per Nur Enai, per luce dei miei occhi. Io ho scritto una canzone, ho scritto una melodia sulla base di questa suggestione. Un giorno mi trovo in una cosa di carità qui, Charity, e c'è As Sleiman, che è un attore fondamentalmente, quello che ha fatto il film The Visitor, è libanese. L'ho conosciuto quel giorno e gli ho detto: senti un po', io ho una cosa, mi scrivi un testo? Insomma, lui scrive questa cosa, io la produco qua, perché mi andava di farlo, e la mando a Ricky. Vi dico tutto, che io sono arrivato a vedere il film, che non l'avevo mai visto, a Roma, e c'era Nur Enai da tutte le parti, ma addirittura in posti
in cui io non avrei mai da compositore pensato di metterlo, in cui però ho capito che delle volte ci sono delle coincidenze magiche, no? Che tu scrivi una cosa sulla base di una sensazione che non è pedissequamente frame by frame, capito? Ma che è una roba che però riguarda quella sfera emozionale. Ecco, con Moon River, che apparentemente con la storia non ci azzecca una mazza, però dimmi tu una cosa, sostituiscila un po', insomma. Grazie Carlo, sei stato veramente... No, grazie a voi, ti pare? No, grazie a te veramente, guarda. Mi fa piacere, sì, vuol dire che siamo ancora vivi. Va bene, con le decine e decine di riflessioni interessantissime che ci avrò la testa, che mi girerà per un altro po' di tempo per tutti gli input che mi ha dato Siliotto. Noi ti ringraziamo tantissimo per la enorme disponibilità. Grazie, figurati, un piacere davvero. Arrivederci. Ciao, Carlo. Arrivederci. Ciao. Buona musica sempre. Ciao.